hanno dovuto fornire il loro DNA su richiesta del pubblico ministero. Non banditi, ma carabinieri, alcuni militari della compagnia di Castelfranco, perché la procura di Treviso vuole accertare con la massima esattezza di chi siano le tracce biologiche trovate sulla pistola giocattolo rinvenuta in un campo a Barconna, a poca distanza dalla scena dello scontro a fuoco in cui venne ferito il giostraio 36enne Manuel Maior, in fuga dopo l'assalto al bancomat nella notte del 22 aprile 2017. Colpito a morte, spirò 4 giorni dopo, dalla guardia giurata Massimo Zen. Una vicenda sulla quale si scatenò un forte dibattito sul tema della legittima difesa. Secondo le prime ipotesi investigative, quella pistola era stata abbandonata lì dai complici di Maior, ma dagli ambienti dei giostrai si è sempre sostenuto che non fosse così. Il dubbio, evidentemente, è che l'arma sia stata messa ad arte sul posto, forse un depistaggio per avvalorare la reazione della guardia. E anche per eliminare questo terribile tarlo che il PM ha ordinato il test del DNA sui militari presenti in quel momento sul posto, per capire se lo stesso DNA appartiene a uno di loro o a uno dei complici di Maior, oppure se resterà sconosciuto. In ogni caso, dalle perizie del RIS di Parma sull'auto dei banditi è emersa la presenza di polvere da sparo nell'abitacolo, un elemento compatibile con la presenza di una vera arma, quella che avrebbe scatenato la reazione della guardia giurata. Resta invece il giallo su quell'arma giocattolo e inevitabilmente la decisione della procura, con l'accertamento ai carabinieri, ha acceso in queste ore più di qualche malumore e polemica.